In compagnia di Cristiano Lucarelli comincio da mister Cristiano Lucarelli, stagione con la Ternana. Che stagione è stata? Che campionato è stato? Ci si aspettava magari qualcosa in più? No, direi che alla luce di un campionato competitivo come quello di quest'anno, il fatto che noi eravamo una neopromossa, secondo me abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo arrivati nella parte sinistra della classifica. Siamo stati in corsa fino alla penultima giornata per partecipare ai playoff anche noi, poi purtroppo una decisione arbitrale solare ha reso questo sogno al primo anno di Serie B impossibile, però diciamo la fortuna è quella di avere una società ambiziosa che vuole continuare a crescere, vuole continuare a migliorare, e la speranza di quest'anno è di riuscire a salire di qualche gradino la posizione in classifica. Al bomber invece Cristiano Lucarelli, chiedo in questi 2 anni Victor Osimhen quanto è cresciuto, quali i margini ancora di miglioramento di questo attaccante che ha subito però di del vero tanti infortuni. Sì, probabilmente questo ne ha condizionato quello step ancora successivo che lui ha nelle sue corde, perché probabilmente una struttura del genere, ovviamente con i tanti infortuni, quello al volto probabilmente è quello più grande che l'ha tenuto fuori tanto tempo, però questo ragazzo poi è sempre rientrato senza accusare il colpo degli infortuni, però in effetti quando ti perdi tante partite per una struttura fisica del genere non è semplice, quindi credo che sia un giocatore che ha ancora dei margini di miglioramento importanti, soprattutto nella gestione della palla, nella difesa della palla, ogni tanto lui è un giocatore che ama molto attaccare a profondità, però per essere completi e essere considerati un top player ci deve essere anche la caratteristica che è quella di difendere palla, di tenere palla e far salire la squadra. Il Napoli non è riuscito ad arrivare fino in fondo nella lotta a scudetto, si è fermato al 3° posto in classifica, che vuol dire comunque ritorno in Champions League, e Spalletti ha parlato di leader. Forse è quello che manca a questo Napoli, possiamo dire che manca un leader, uno forte caratterialmente come Cristiano Lucarelli? No, quello diciamo che sì, io ero un carismatico, però Napoli oggi è una realtà mondiale, lo è sempre stata, ma oggi lo è anche per i risultati, non solo per il bacino d'utenza, per il blasone, per l'amore dei tifosi per questa piazza. Quindi io credo che probabilmente quando Spalletti dice dei leader, probabilmente dei leader di giocatori abituati, esperti a giocare partite decisive, come magari il Napoli in quelle 2 o 3 partite che poteva determinare il fatto di giocarsi lo scudetto fino all'ultima giornata. Da un punto di vista emotivo la squadra ha sofferto la pressione di dover vincere per forza quelle partite, quindi può darsi, sono sicuro che Spalletti probabilmente ha fatto riferimento a giocatori abituati a vincere campionati e giocatori abituati a giocare certe partite. Ecco, Napoli ha già perso Fosigulam, è andato via Lorenzo Insigne e questo lo si sapeva dal mese di gennaio. Dovessi andare via anche Kalidou Koulibaly, effettivamente sarebbe troppo. Sì, però io dico che poi alla fine De Laurentiis negli anni ha fatto delle rinunce importanti di giocatori che magari lì per lì sembravano insostituibili, Cavani, Lavezzi, Hamsik, poi alla fine diciamo il Napoli ha sempre presentato una nastri di partenza anche con qualche sacrificio, perché purtroppo oggi il Napoli, tocca dirlo, non ha la possibilità di avere un fatturato in linea con le altre squadre che lottano per lo scudetto, quindi il Napoli avrà sempre bisogno probabilmente di fare una plusvalenza per tenere i bilanci in regola, ma detto questo De Laurentiis alla fine ha sempre presentato squadre competitive, su questo penso si sia tutti d'accordo. Poi che in effetti Napoli sia per calore, per passione, per il senso di appartenenza della città a quella maglia, i tifosi spingono per giocare ogni anno per vincere lo scudetto, questo è legittimo, però poi ripeto, per come è un po' diviso oggi anche i diritti televisivi e tutto il resto, il Napoli purtroppo sulla carta non ha la possibilità di competere alla pari e dal punto di vista economico con altri club, ma nonostante tutto negli ultimi 15 anni il Napoli è sempre stato nelle primissime posizioni. Grazie Cristiano. Niente.